Va ora in onda Rebelot. Rebelot Banzai, 18 giugno 2019, il più veloce è sempre lo Stefano del Brembo. Screenshot, è sufficiente lo screenshot, la foto in cui fate vedere che siete davvero abbonati a Radio Padania. Per abbonarvi è facilissimo, basta andare su radiopadania.org, casellina abbonati, e lì trovate tutte le istruzioni da seguire. Se avete qualche dubbio potete scrivere una mail ad abbonamento@radiopadania.net, oppure se non avete l'internet lo potete fare lo stesso l'abbonamento, basta che telefoniate a questo numero, prendete nota, chiamatelo magari domani mattina, è lo 0266 2341, ripeto 0266 2341. Vi consiglio di chiamarlo domani mattina perché così riescono a seguire la vostra pratica tutta in una giornata e entro poco tempo siete abbonati. È facilissimo, basta il vostro codice IBAN e dopodiché riusciamo a fare tutto o quasi tutto noi. Quanto costa l'abbonamento a Radio Padania? Pochissimo, 8 euro al mese, proprio poco. A cosa ci serve? Beh, ci serve per continuare a trasmettere sempre meglio, sempre di più, dando non solo il meglio di noi stessi, ma magari facendo arrivare anche qualche nuova voce, magari anche attraendo qualche nuovo sponsor, insomma crescendo e riuscendo a mantenere anche le nuove piattaforme che stiamo sperimentando, una su tutte ormai da un po' che sapete, potete anche guardarci in diretta oltre che sentirci sul canale YouTube, sul canale Facebook. A breve tutto questo sarà fatto ancora meglio, ma ci servono anche, ripeto, per poter contare a che punto siamo arrivati della lunga traversata nel deserto del
dell'etere che stiamo conducendo con buon umore, a cuor contento qui a Radio Padania da qualche annetto, e capire insomma quanti siamo ancora a credere in questa storia e in questa emittente. Non sto qui a menarvela che è la radio di Matteo Salvini, bla 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 bla. È Radio Padania. Se ci ascoltate, se siete affezionati, sapete che abbiamo bisogno di voi e sapete che cerchiamo di farci in 4, in 5, in 7 per fare il meglio che riusciamo a dare ogni giorno, con tutti i nostri limiti, tutte le nostre ingenuità. Quando ad esempio nelle riunioni di redazione capita sempre che venga fuori l'idea di fare anche il prodottino radiofonico un po' più carino, un po' più scichettoso, la stessa inquadratura che in questo momento mi riprende, se volete la potete guardare nella nostra telecamera di sorveglianza, stavo per dire, la nostra telecamera YouTube, è un'inquadratura molto povera, ma bene che sia così. Non c'è tutto quell'ambaradan che trovate in tante altre emittenti, che crea insomma quel design per mettervi a vostro agio, per insomma far scorrere le notizie nel vostro cervello. No, qui siamo un residuato bellico dal punto di vista della comunicazione e dal punto di vista dell'estetica. Siamo ancora proprio come quando entri nel negozio del paese. Io vi faccio questo esempio: c'è questo ferramenta che davanti al quale passo tutti i giorni, ed è un miracolo, lui non lo sa che è un miracolo, ma è un ferramenta ed è ancora in piedi. Voi dite: ma Pinti, ma dove vivi? Cioè, ce ne sono di ferramenta. Attenzione, perché ferramenta è difficilissimo. Da quando c'è la grande distribuzione del bricolage è difficile che un ferramenta dentro un centro abbastanza urbano come quello da cui vi trasmettiamo riesca a resistere. Non c'è neanche il parcheggio davanti. Ogni tanto io entro, non compro niente, ma solo per respirare l'aria di quel miracolo, e noi siamo un po' il ferramenta. Anche questa nostra campagna abbonamenti non vuole essere più di quello che è un tentativo di tenere in piedi sempre di più il vostro ferramenta di fiducia. Siamo una radio ferramenta. Ogni tanto crediamo e abbiamo la speranza di darvi anche qualcosa di qualità che magari in altre emittenti non c'è. Proprio come il negozio di vicinato, dove si conosce di persona quello che sta dietro il banco, dove si scambiano due chiacchiere, dove c'è una fiducia che passa molto dal personale e non solo, insomma, dal marchio, dal palinsesto e dalle voci più o meno autorevoli che si alternano. La sto facendo lunga solo perché siamo qui a cercarvi soldi come al solito. Ogni tanto mi piace metterla in burletta, anzi di solito la metto in burletta, lo sapete, sulla faccenda dei soldi. In burletta fino a un certo punto, perché se ci date a noi i vostri soldi, voi non avete più problemi di soldi, perché l'unico modo al mondo per non avere problemi di soldi è non averne. Quanto devo pagare i tasse? Zero, non hai i soldi. Quanti debiti ho? Tanto non li posso dare perché non ho soldi. E quindi ecco, quella è la cosa migliore per voi. Retrocedete fino al limite in cui vi arriva il reddito di cittadinanza. Tutto l'eccedente datelo a Radio Padania. Potete darlo abbonandovi, oppure al pulsantone donazioni. È sempre attivo il nostro conto corrente postale 3767 1294, oppure la donazione PayPal. A proposito, tornando all'Affeziogiro, ora vi faccio la domanda. Vale 5 punti l'abbonamento, quindi è equiparato a una vittoria. Attenzione, 5 punti non tutti i giorni, alla settimana. 5 punti l'abbonamento. Poi il PayPal, invece, se mi mandate lo screenshot di un vostro PayPal, vale 4 punti. Vale 4 punti il PayPal. Potete anche mandarmi un SMS dicendo: Giurin Giurello, ho fatto il versamento tramite bollettino. Allora col Giurin Giurello avete un punto. Se invece ci mandate la foto di un bollettino, che però deve essere recentissima e compilato in tutte le sue parti correttamente, avete 2 punti. Questo perché insomma l'abbonamento è la madre di ogni cosa, il bollettino, il PayPal, e poi i punti dell'Affeziogiro si comprano, ma fino a un certo punto. Lo so, siamo già entrati nella degenerazione dell'Affeziogiro. È un po' come la storia del cattolicesimo. Sì, mi sto montando la testa. Abbiamo iniziato
pieni di spirito allegro al posto dello Spirito Santo, e adesso eccoci qua, nel giro di quanto? Di pochi mesi stiamo già vendendo le indulgenze dell'Affeziogiro. Tra un po' ci saranno le reliquie dell'Affeziogiro, però insomma ogni scusa è buona per cercare di tenerci compagnia e con un sorriso più o meno sghembo cercare di estorcervi del denaro. Avete capito? Dovete darci il vostro denaro, dacci il vostro denaro. Va bene, se volete ve l'ho detto come potete fare a darci il vostro denaro. La Lalla dice: Pinti, io non ho soldi, mi manca un lavoro, poi farò tutti e 4 gli abbonamenti. Ma no, Lalla, se tu sei già in condizione di non avere lavoro e quindi non avere denaro, godi della beatitudine se puoi, e ovviamente te lo dico col sorriso sulle labbra, è chiaro che non è una condizione bella, però la vita non è mica solo il lavoro, lasciami dire anche questo, cioè è vero, c'è quell'angoscia lì, non ho il lavoro, troverò il lavoro, come faccio, come non va, però la vita non è mica tutta lì, quindi Lalla, mi raccomando, non ti far abbattere da questa situazione. E poi ciao Pinti, se vuoi mantenere la promessa, non mandare musica cantata in giapponese, ma musica giapponese, è molto diverso. No ragazzi, adesso incominciano, capito, i puntigliosi, cioè la musica giapponese vuol dire musica di band giapponesi, possibilmente cantata in giapponese. E poi se metto qualche pezzo pop magari restate svegli. Se facciamo 3 mesi in cui tutti i pezzi musicali sono ecco, il tasso di colpi di sonno diventa grande. Manzoni ci manda che cosa? Un PayPal da 300 euro ci ha mandato. Cazzo, ma mi è scappata, vedi, mi hai fatto dire una parolaccia, però cazzo lo disse Zavattini alla radio prima di me, quindi può essere ormai sdoganato. 300 non c'è la data, però Manzoni, ci fidiamo, ti diamo 2 punti, dai Manzoni, 2 punti. Cavoli, è una moneta parallela. Allora, aspetta, scusa Giulio, qua bisogna chiamare al volo Borghio Dragoni. Prova a chiamarli, per favore, Giulio, perché qui abbiamo già un tasso di cambio. Un punto dell'Affeziogiro vale 150 euro, perché se il tasso di cambio è quello di Manzoni, e poi c'è l'abbonamento di cittadinanza, lo dovremmo fare. Sono contento che anche oggi c'è l'Anonymous a mandarci magari le foto di Greta Thunberg. L'anno scorso era 500 il famoso PayPal, e quindi è un po' il tuo abbonamento questa donazione, Manzoni, quindi ti consideriamo abbonato. Non lo so, chiedo alla giuria, abbiamo subito un caso da moviola in campo, perché ogni regola, soprattutto all'inizio, conosce le sue eccezioni. Come detto, l'Affeziogiro con la campagna abbonamenti ha dei bonus per chi si abbona. Chi si abbona, ad esempio, ha 5 punti se fa l'abbonamento nuovo, 4 una donazione con PayPal, 2 un bollettino cartaceo, 1 un giuro in giurello. Manzoni però ci scrive il suo caso. Lui ogni anno manda da 300 a 500 euro, che sono, mi sembra, eccedenti anche il valore economico dell'abbonamento. Quindi lo possiamo equiparare a un abbonamento, visto il valore economico così esoso? Beh, è un pluriabbonato. Quindi gli diamo i 5 punti come se fosse abbonato? È un abbonato al cubo. O gli diamo 4 punti, direi, perché sì, non è proprio abbonato, perché sennò l'abbonato dice vabbè, 4 punti, come PayPal 4 punti, va bene, 4 punti Manzoni, hai visto? 4 punti, quindi cambia un po' il tasso di cambio, perché 300 euro, 4 punti, vedete come oscilla il punto dell'Affeziogiro? Prima valeva 150 euro, siamo già scesi sotto quota 100 euro. Anche se noi non abbiamo in grande simpatia questi ricchi possidenti che sdraiati su una amaca, no? Mentre prendono il sole. In simpatia, è come se li abbiamo in simpatia, fossero tutti lì a prendere il sole belli rilassati come Manzoni. Colombini dice: posso pagare con Minibot? Si può pagare con Minibot, e dipende, sì, se mi mandi il Conquibus, il Minibot. Accettiamo anche Bitcoin, accettiamo tutto, anche salame, una gallina, portate quello che volete, un punto dell'Affeziogiro in qualche modo ve lo ritagliamo. Va bene, abbiamo 10 minuti, entriamo nella parte meno semi e più seria di questo spazio, è la parte poi vera e propria anche di Affeziogiro. Scriveteci al 346 64 277 56 di quali argomenti vorreste sentire di più parlare in radio.
non c'è la risposta esatta, quindi vince il più veloce e ci dà anche la possibilità di fare una riflessione, perché poi la campagna abbonamenti ha anche senso se si unisce insomma anche a delle riflessioni da parte vostra. Vediamo, ovviamente il primo prende i punti, è come l'affezio giro normale, però se ci scrivete quali argomenti, entrate nello specifico oppure state generali, come volete voi, potete scriverci economia oppure, che ne so, disinfestazione dalle cavallette marocchine in Sardegna. Ecco, potete scegliere un argomento proprio o preciso, oppure un argomento del piffero, come quello con cui Manzoni si guadagna il suo primo posto di oggi, che comunque è valido. Eccolo qua. Poi abbiamo secondo Raul da Cesano Maderno con una parolona, mamma mia, interessante. Ecco, dopo che avete partecipato, se volete spiegatevi un po' di più, anche Stefano del Bremo si fa prendere dal gioco e mi scrive un argomento un po' generico, Stefano, però potrei prenderti alla lettera. E poi giustamente la Lalla, tra poco ti leggo. E come ti telefoni? Tra poco il messaggino della Lalla, state pronti, avrò un minuto alla fine. E poi Mattia da Varese, eccolo qua, che dice economia, è già più chiaro, ecco, se economia no euro, insomma senza euro, economia. E poi Popoli, vediamo un po', manca un quinto per l'affezio giro, però poi potete continuare a scrivere tutti quanti voi al 346 642 7756, ovviamente valgono anche gli SMS per dire la vostra. Partiamo insomma dal più veloce di tutti, che è stato proprio Manzoni, che dice Marc Caltagirone. Non so se parleremo mai di Marc Caltagirone, anche se è molto interessante in effetti l'argomento. Come un personaggio inventato di sana pianta e la sua inesistenza sia stata plausibile in realtà per molto tempo e in qualche modo abbia attirato così tanto l'attenzione popolare. È veramente interessante Marc Caltagirone, grazie. E la seconda è molto più seria, Raul da Cesano Maderno, insomma è più sulla politica estera, credo, ci scrive guerra. Cioè ci sono delle guerre nel mondo, raccontatecele voi perché non le racconta nessuno. Grazie a Raul da Cesano Maderno. Economia senza euro, già detto da Mattia da Varese. E ancora la classifica delle più gnocche dell'opposizione, dice Evandro, insomma una classifica di bellezza, Miss PD si può fare. E poi c'è chi ci fa notare alcune assonanze. Graziella dice giardinaggio per Graziella. C'è una rubrica, quella di Verna, che non è proprio sul giardinaggio, però glielo dirò, insomma è agricoltura, si può anche fare qualche sconfinamento nel giardinaggio. Lo Stefano del Brembo ha detto geografia dei popoli, e questo è molto interessante in realtà, anche se è stato sintetico. Anche oggi Greta Thunberg, ecco un bellissimo fotomontaggio, Greta ama RPL, adesso la manderò a Pierluigi Pellegrin, oppure gliela lascerò qui per quando tornerà. E ancora vediamo un po' mini bot spiegati bene, ci scrive Laura. E federalismo è invece quello che ci chiede Alberto. Ancora tra le vostre richieste abbiamo chi ci scrive di parlare di Africa, raccontateci i posti da cui partono le migrazioni. E poi ancora Stefania che ci scrive ecologia, la Lega non può non occuparsi di questo importantissimo tema. C'è anche chi apprezza moltissimo le rubriche di Semivarin con il teologo, e questi sono solo un paniere, insomma, degli argomenti che vi interessano di più. Tornando velocemente al tema affezio giro, ma proprio velocemente, prende 5 punti Manzoni, che quindi va a quota 9, Raul da Cesano Maderno ne prende 3, che raggiunge Manzoni a quota 9, Stefano del Brembo anche lui a quota 9, mamma mia che settimana. Mattia da Varese prende 1 punto e va a quota 6, Fabrizio Sabio Chiesa è non pervenuto, Alberto 1, quindi un terzetto di testa, Stefano del Brembo, Raul da Cesano Maderno e Manzoni, tutti e 3 a quota 9. Avevo promesso il messaggio della Lalla,
Guardate, la Lalla ci ha scritto: non ho soldi, mi manca un lavoro, poi farò tutti e 4 gli abbonamenti. E avevamo detto, insomma, non c'è soltanto il lavoro, insomma, Lalla cerca di star su di morale, lo so che è un'angoscia. Lei ci dice: beatitudine è una beata fava, siamo rovinati con le spese, ma se metto un annuncio sopra i giornali mi telefonano i maniaci e il lavoro non lo trovo. Ho tenuto un annuncio 5 anni, non ho trovato nulla neanche per assistenza anziani, perché prendono le donne straniere boia Faust. Maniaci sessuali che mi chiedono cos'hai addosso, come sei, ci possiamo incontrare. Questa, che se volete, se avete sorriso non sentitevi in colpa da questo punto di vista, perché è chiaro che c'è del grottesco, però non c'è solo del grottesco, perché a essere parte di questa storia c'è anche della frustrazione, c'è anche una sofferenza, perché tu metti un annuncio per lavoro, ti chiamano i maniaci sessuali, capisci che ed è una cosa comune, molto più comune di quella che si possa immaginare. Provate a mettere un nome femminile e un numero di telefono e vedete che cosa succede. È lo scherzo più vecchio del mondo da questo punto di vista, che però, se lo applichiamo al lavoro, racconta una sofferenza reale. Ti ringrazio, Lalla, di averla condivisa con noi, che però ti diciamo forza, Lalla, mi raccomando, non perdere la tua grinta, la tua voglia, continua in qualche modo ad ascoltarci, cerchiamo di anche noi raccontarti un po' che cosa succede nel mondo, cerchiamo anche di farti sentire altre testimonianze come la tua, perché non è un qualcosa di cui vergognarsi. Oggi c'è stato, pensate, una cosa che è un controsenso di quest'epoca: 54.000 persone sono andate a fare un concorso per 3.000, mi pare, navigator, cioè persone che poi dovranno trovare lavoro alle 51.000 che non hanno passato il concorso. Questi sono solo quelli che si sono presentati al concorso con grande voglia, ma questa sproporzione ci fa capire come il tema della disoccupazione non è un tema astratto, è una realtà concreta che vive un sacco di gente. Io mi auguro, a volte si scherza, però mi auguro, insomma, che la questione del reddito di cittadinanza abbia potuto portare un po' di sollievo a chi era sotto la soglia di galleggiamento. Da questo punto di vista sono sempre stato più che d'accordo a quella misura, proprio perché quando una ferita sanguina c'è poco da prevenire, bisogna mettere un cerotto. Mi auguro, insomma, che in qualche modo anche noi, senza pretese, riusciamo a fare qualcosa. E Raul da Cesano Maderno dice: sono arrivato secondo, mai così in alto. Pinti, devo scrivere il nome ogni volta o l'hai salvato? Noi non salviamo i vostri nomi, perché sennò dovremmo fortunatamente passare tutta la giornata sulla rubrica di WhatsApp, anche se mi hai dato una bella idea da proporre in riunione di redazione per le mansioni di Antonio Verna, che in quanto ultimo arrivato si deve prestare a questi lavori di concetto. E quindi grazie Raul, sei una miniera di spunti. Classifica generale: in testa Stefano Del Brembo, Raul da Cesano Maderno e Manzoni, insomma 3 big del nostro gioco. Domani, insomma, ne vedremo delle altre, ne sentiremo delle altre. Tra poco la seconda parte di Rebelot con il calcio. Stasera Italia-Brasile femminile, non perdetevela per nessuna ragione, perché davvero è un evento, e tra poco ne parleremo. Poi lo spazio Parlamento, le elezioni in Sardegna, Matteo Salvini che ha parlato a Confindustria, insomma ce n'è di carne a fuoco. A tra poco. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. E lucevan le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma i 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firma www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
La bambola cult che ha sconvolto intere generazioni torna al cinema più terrificante che mai. E ora vuole giocare con te. Dobbiamo fermarlo! Dai produttori di It, La bambola assassina, dal 19 giugno al cinema, in anteprima mondiale. Buonanotte, Andy. La situazione non è buona, Richard. Probabilmente ti rimangono 6 mesi. Rompi le regole. D'ora in poi faremo le cose in modo decisamente diverso. Vivi il presente. Voi avete un'occasione. Afferratela, fate la vostra. Con il candidato all'Oscar Johnny Depp, arrivederci professore. Dover dire addio sarà complicato. Dal 20 giugno al cinema. Amici, ora faremo un viaggetto. Vacanza! Disney e Pixar presentano Forky è il giocattolo più importante che Bonnie abbia al momento. Allerta! Jessie, Buzz, Bo, Rex, Mr. Potato. insieme in un'avventura straordinaria firmata Disney e Pixar. Salviamo un pocchetto. Toy Story 4 dal 26 giugno al cinema. Tratto da un'indimenticabile storia vera. Ci sono momenti in cui lo guardo, questo ragazzo che ho cresciuto, che credevo di conoscere profondamente, e mi domando chi sia. Steve Carell, Timothy Chalamet. Ho ancora una famiglia. Voglio che siano fieri di me. Beautiful Boy, dal 13 giugno al cinema. Al quarto minuto la Svezia è passata in vantaggio grazie al gol di Nils Lido, ma il Brasile non demorde e con la sua giovanissima stella Edson Arantes, Donatimiento riparte, è proprio lui in mezzo a 3 uomini, il tunnel è solo davanti al portiere. Il nostro spazio dedicato al calcio con la redazione di Carta Canta Web con Massimo Canta che è in onda con noi. Ciao Massimo. Ciao Marco, buongiorno a tutti. Allora Massimo, oggi abbiamo una rubrica che deve correre ma toccare tanti temi. Partiamo da ieri, la presentazione del libro di Arrigo Sacchi e Luigi Garlando, ci siamo anche incontrati nelle more, ho visto che però su Carta Canta Web ci sono già un paio di interviste, una a Galliani, una a Berlusconi, insomma chiedo a te un riassunto sia della giornata di ieri sia di quello che sulla tua testata avete tirato fuori. Sì, abbiamo riportato le dichiarazioni di Arrigo Sacchi, di Silvio Berlusconi e questa sera poi faremo un articolo che racconterà tutto quello che è successo ieri, quindi dall'accoglienza di Arrigo Sacchi in sala, quella dell'ex presidente e ai totem di quella formazione celebrata nel libro La Coppa degli Immortali di Luigi Garlando, quindi perché presenti ieri praticamente la difesa titolare, c'era Baresi, sì. c'era Costa Curta, c'era Tassotti, quindi molte emozioni in sala, tanta gente che hanno riportato le dichiarazioni, chiaro che hanno voluto anche stuzzicare i protagonisti sul calcio attuale. No, Sacchi si è poco espresso parlando di Giampaolo, che comunque lui stimava, come quello che pensa di Sarri, ma senza andare nei dettagli è andato parlando, è chiaro, dei suoi ricordi di quella squadra, soprattutto della Coppa dell'89 a Barcellona. Berlusconi invece si è astenuto dal dare giudizi, dicendo che non conoscendo i protagonisti, sia quando si è stato chiesto di Maldini e Boba a livello dirigenziale, sia di Giampaolo, lui ha criticato solo il Milan, come ha fatto spesso negli ultimi anni sul gioco del Milan, quindi imputando a Gattuso un gioco poco felice, sì, e offensivo, ecco, più che altro, ricordando che Giampaolo comunque è il fautore del trequartista delle 2 punte, quindi questo un po' lo avvicina alla sua idea, al suo modello, ecco. Un Berlusconi che ieri è stato un po' un mattatore, ha rubato anche la scena al protagonista che doveva essere Arrigo Sacchi, ma forse una composizione chimica inevitabile quando si parla di lui. Trovate molte cose sul sito di Carta Canta e, come avete appena sentito, ancora di più ne troverete per capire, sentire e immaginare che cosa è successo ieri. Entriamo però su un altro fronte, Massimo, anche
che è molto importante, è che Sarri alla Juve. Utilizzate un titolo secondo me molto, molto provocatorio: Sarri allena il sistema. Sì, l'articolo del nostro redattore è andato un po' a raffigurare delle immagini epiche per arrivare a Sarri, che comunque entra in questo nuovo sistema Juve, quindi che lo metterà alla prova, ma non solo lui, metterà alla prova la società e i tifosi, che tanto si sono divisi in queste ore, sono tutti curiosi di vedere come finirà, come arriverà, come verrà accolto, così come non venne accolto nel migliore dei modi Allegri, però alla fine Allegri dimostrò con i fatti di poterci stare alla Juve. Questo sarà compito anche di Sarri. La Juve si sta muovendo anche per dare un po' un contorno alla squadra del nuovo allenatore. Si parla molto, adesso le voci che arrivano dalla Spagna dicono di un Rabiot del Paris Saint-Germain molto vicino alla Juventus, che comunque sistemerebbe in questo caso il centrocampo e magari disperderebbe poi le energie che prima erano dirottate su Pogba e Milinkovic-Savic. Rabiot è un acquisto importante, è un giovane, quindi ha 24 anni, e Sarri potrebbe disegnare un po' il suo centrocampo, che era tanto anche comunque fatto di palleggiatori, con Jorginho, con Zelinski, con Hamsik, insomma un centrocampo molto forte che la Juventus deve ricostruire, quindi per non costringere Sarri a stravolgere il proprio gioco come l'ha fatto al Chelsea, quindi cercare di realizzare quello che fece a Napoli. Anche se tornando e collegandoci tra Sacchi e la Juventus e quindi Sarri, ieri proprio Arrigo Sacchi, parlando della partita in cui la Juve è uscita dalla Champions contro l'Ajax, ha addirittura, e qui c'è tutto il Sacchi pensiero racchiuso, ha detto che la Juventus ha giocato con un uomo in meno perché è troppo incentrata su Cristiano Ronaldo. Sì, lui è chiaro che i suoi concetti sono sempre quelli di squadra, no? Quindi non vince il singolo, vince la squadra, quindi bisogna occuparci. Quando aveva detto della Juve, insomma, avevamo sempre un uomo in meno che non dedicavamo al gioco, con la Juventus che si occupava troppo di qualche giocatore, mentre lui ad esempio ha fatto l'esempio con Van Basten. La squadra non era incentrata su Van Basten per quanto fosse un fuori classe. Lui addirittura ha detto: io l'ho lasciato fuori 3 partite di seguito per far capire alla squadra che non dovevano basarsi su di lui e che lui comunque non era la squadra. Quindi ha puntato molto su questo concetto della leadership, questo concetto di squadra. Infatti c'erano anche i suoi rappresentanti, ieri in sala c'era Mussi, che lui portava da Parma. Sì, c'è Mussi ovviamente, non poteva mancare. Testimoniare, sì, è un fedelissimo, e quindi anche ieri era presente a certificare quello che Sacchi ha detto. Quindi è chiaro che in Europa, con i successi che ha avuto Sacchi, ha avuto vita facile ieri a dire che comunque la Juventus contro l'Ajax forse aveva sbagliato partita. Sì, però dici, non entriamo troppo nel Sacchi pensiero, perché è un'ideologia, no? E quindi sì. Va bene, cioè a chi piace, ma se volete insomma potete anche non farne a tutti, esatto, sì, certo, non è oro colato, è un sistema di pensiero che ha una sua coerenza, che uno può abbracciare o meno, ma lo deve prendere in toto. Ecco, queste sono le avvertenze. Sì, ma l'hanno testimoniato anche ieri i giocatori, quando Baresi, quando ha detto insomma non è che fosse tutto così come che non litigavamo mai. Sì, insomma litigavamo anche noi, non è che era tutto così Ecco. Senti Massimo, per chiudere, stasera un grande evento su Rai 1, al di là poi della questione del mondiale, però c'è Italia-Brasile femminile su Rai 1 in prima serata d'estate, sembra proprio una partita dei mondiali. Che idea ti stai facendo di questi campionati del mondo femminile, del calcio femminile? Che tipo di sport è? Che cosa ha in comune? Che cosa ha invece di radicalmente diverso rispetto al calcio dei maschi? Ma noi abbiamo seguito come carta cancha anche un po' il campionato di calcio femminile, vedendo qualche partita del Milan e soprattutto anche affrontando la Juventus, che ha vinto tutto nel campionato femminile anche, e quindi ci siamo un po' fatti un'idea di quello che può essere lo sviluppo del calcio femminile in Italia. Infatti sta crescendo, è chiaro che i risultati dell'Italia femminile adesso sono molto inaspettati, perché ha affrontato una delle squadre
favorite, l'Australia l'ha battuta, è prima del girone, affronta il Brasile. Chiaro, con tutti i richiami che questa partita può dare, perché anche l'allenatrice Bertolini, insomma, io mi ricordo Italia-Brasile dell'82 e quindi ho le immagini impresse nella mia mente, un calcio diverso, è chiaro, però si vede, credimi, negli schemi tanto di quello che vediamo sui campi celebrati. È chiaro che sono movimenti diversi, velocità diverse, agonismo diverso, tempi di reazione diversi, ma che sono nella natura della squadra femminile, quindi però comunque interessante. Abbiamo visto anche delle belle realizzazioni ai mondiali, quindi dell'ottima tecnica, anche soprattutto nelle nostre. Ecco, ti faccio una mia impressione per sapere però cosa ne pensi tu. Punti di forza, c'è una bellezza nell'eleganza che la donna ha molto più dell'uomo, nel tocco di palla, nella traiettoria, nei movimenti stessi, la corsa, cioè proprio esteticamente uno spettacolo bello da vedere, non pensate male, intendo proprio davvero armonioso, no? Rispetto all'uomo che è di sua natura più battagliero, più irruento, più focoso. Ecco, mentre dal lato sempre dello spettacolo e dell'armonia ci sono spazi amplissimi e che un po' rompono il gioco rispetto a quello maschile. Insomma, sembra che il campo sia troppo grande per uscire dalla bravo, sì, il campo grande l'abbiamo visto in occasione di certe segnature dove insomma sembrava proprio che si giocasse un po' così, no? Allegramente, diciamo, quindi, e che non si riuscisse a coprire tutti gli spazi che il campo necessita. Nel campo maschile comunque tutti gli spazi sono molto coperti, le aree ben predisposte, no? Sì. E quindi ben difese, mentre nel calcio femminile non vedi ancora questo, quindi vedi spazi larghi, possibilità di svariare, di arrivare al portiere facilmente, come hanno testimoniato alcune delle realizzazioni che abbiamo visto in questo mondiale. Ecco, ma secondo te è un dato costitutivo, nel senso perché per corporatura la donna ha delle caratteristiche diverse dell'uomo e quindi non riesce a coprire gli spazi atleticamente, o è solo perché il professionismo è ancora indietro? Quando avremo tutte squadre professioniste femminili che sono pagate per far quello, che si allenano, questa questione degli spazi rientrerà? Ma io dico che lo vedremo adesso andando avanti con la competizione, con squadre e nazioni in cui il calcio femminile è più affermato che da noi. Tipo gli Stati Uniti. Vedremo tra poco che differenza ci sarà, perché adesso le nostre stanno andando bene, però erano 20 anni che l'Italia non si presentava ai mondiali, e quindi benissimo quello che stanno facendo, perché sono brave, sono dotate, sono molto motivate in questo momento. Però vedremo poi man mano, e vedremo sicuramente delle squadre giocare un calcio che non dico si avvicina, perché comunque può far pensare a un altro tipo di calcio, proprio in tutti i sensi, negli schemi, nei modi, nella fisicità, nella tecnica sicuramente anche. Allora l'appuntamento è questa sera, davvero non perdetevi questo spettacolo. Per una volta si può dire anche alle donne che ci stanno ascoltando, per una volta una partita di calcio che secondo me potrà piacere anche a voi. E io intanto ringrazio Massimo Canta e vi ricordo cartacantaweb.it. Grazie ancora Massimo. Grazie a voi, buona serata, ciao Marco. E noi andiamo alla seconda rubrica di giornata. Stefano Del Brembo ha detto mi piacerebbe che parlaste di geografia, detto fatto, perché tra poco c'è la deputata Vania Gava che parla di territorio, nella fattispecie delle Dolomiti, quindi il tema della montagna. Insomma, come vedete, quello che state per sentire è l'emblema, visto che siamo nel periodo dell'abbonamento, mi rubo un secondo, è l'emblema del senso che ha lo spazio Parlamento, cioè quello che vediamo al telegiornale, quello di cui parla Salvini necessariamente, sono i grandi temi di richiamo, le tasse, l'immigrazione, il singolo parlamentare, l'attività dei parlamentari la veniamo a sapere dai grandi quotidiani solo quando fanno una gaffe, quando vengono indagati, insomma quando succede qualcosa di spiacevole, oppure quando sono lì che manca uno scilipoti per far cadere o no la maggioranza. Il lavoro dei parlamentari però è fatto anche di tante questioni molto importanti che non hanno la vetrina che hanno altre, perché ovviamente hanno un profilo di attrattività diverso, però non sono meno importanti. E quindi sentiamo Vania Gava che parla di Dolomiti.
Qui Parlamento. Buongiorno a tutti. Vi ringrazio per essere qua oggi alla presentazione di quelli che saranno i festeggiamenti dei 10 anni del riconoscimento UNESCO per il Parco delle Dolomiti Bellunesi. E qui con me ho l'assessore regionale Friuli Venezia Giulia Graziano Pizzimenti, nonché il presidente della Fondazione Dolomiti UNESCO, e abbiamo il direttore Morandini anche che è qua con me oggi, che vi presenterà tutti i festeggiamenti che partiranno, insomma, che ci accompagneranno in quest'estate. Io approfitto che la vedo, ringraziare anche la dottoressa Gerratano della direzione generale del Ministero, che è venuta a farci visita oggi e soprattutto che ci ha accompagnato in questo percorso. Questo percorso che inizia proprio il 26 giugno 2009 è stata la giornata, appunto è stata la data del riconoscimento UNESCO per questo meraviglioso sito, uno dei 54 siti in Italia, ma che è veramente straordinario per la bellezza appunto di questa montagna, di questa tipicità, di questa montagna particolare, e che tra l'altro si estende in 3 regioni, quindi è un sito molto grande, molto particolare, e sinceramente che sia riconosciuto a livello mondiale per noi è veramente motivo di grande orgoglio. Io devo ringraziare sia il presidente che il direttore perché da subito si sono messi all'opera. Abbiamo fatto dei tavoli anche in ministero per poter coordinare al meglio questa serie di eventi. Io ho l'onore appunto di presiedere il comitato dei festeggiamenti, ma diciamo che di questa cosa non fa parte solo il Ministero dell'Ambiente, ma fa parte il Ministero dell'Agricoltura, Beni Culturali, degli Affari Esteri, e quindi insomma è interministeriale. È un piacere e un onore per me poter presiedere appunto questo comitato per i festeggiamenti, e da subito appunto ci siamo messi all'opera. Io ho chiesto soprattutto che fosse una festa sobria, con tanti eventi che valorizzino, che tocchino quella che è la sensibilità di tutti verso questo sito straordinario, che lo facciamo conoscere, ma che soprattutto lo facciamo vivere. Infatti ci sono tantissimi eventi che coinvolgono giovani, che coinvolgono sportivi, che coinvolgono le persone a vivere la bellezza di questo straordinario sito. Io era solamente appunto per introdurre quelle che sarà il comitato con i festeggiamenti. Vorrei passare la parola a te, Graziano. Aspettiamo tutti a Cortina il 26 a partire dalle ore 11 che ci sarà appunto la cerimonia celebrativa, e ci vediamo tutti lì. Grazie. Sì, grazie anche da parte mia al Ministero, al sottosegretario in particolare, per questo grande supporto a un riconoscimento, a un compleanno molto importante, che avrà il suo fulcro appunto il 26 giugno, esattamente a 10 anni dal riconoscimento, come già evidenziato, a Cortina d'Ampezzo, che ospita la sede della Fondazione Dolomiti UNESCO. La fondazione appunto che è stata istituita all'indomani del riconoscimento in accordo con UNESCO per gestire la complessità di questo sito del patrimonio mondiale, che probabilmente è uno dei più complessi al mondo, essendo seriale, appunto composto da 9 sistemi diversi in 5 province e 3 regioni italiane. Un territorio estremamente diverso e ricco anche dal punto di vista linguistico. Non è un caso, per esempio, che la fondazione si chiami appunto Fondazione Dolomiti, Dolomiten, Dolomites, Dolomitis, UNESCO, anche dare il simbolo già nel nome della ricchezza culturale del territorio di riferimento. Un bene naturale che però
non esisterebbe senza le comunità che lo hanno vissuto, che lo hanno plasmato anche in quel paesaggio che è alla base del riconoscimento insieme al criterio della geologia. Quindi una grande festa dedicata alle comunità, perché non esiste patrimonio mondiale senza le comunità che lo hanno abitato, che lo abitano e che lo abiteranno, che in questo gesto, no, di trasmissione alle generazioni future, che avrà appunto il fulcro a Cortina accanto ad una riflessione istituzionale sul senso di questi anni, sulle prospettive future, anche proprio su desiderio del sottosegretario, che ha subito trovato grande accoglienza in tutti i territori delle Dolomiti, un grande coinvolgimento soprattutto delle generazioni più giovani, quelle generazioni a cui dovremmo poi consegnare il testimone della gestione, nell'importanza di rimanere ad abitare la montagna. Quindi una montagna diffusamente abitata deve essere chiaramente valorizzata nel suo contributo al sistema paese, partendo proprio anche dagli sport che in montagna si possono praticare, quindi in questo senso anche molto importante la collaborazione con la Fondazione 2021, che coinvolge l'associazionismo locale, ma che ha fatto un po' da piattaforma ulteriore per il coinvolgimento appunto di tutto il mondo dello sport. Ma sarà anche l'occasione il 26 per raccontare alcuni dei tanti progetti che la Fondazione Dolomiti UNESCO ha in essere in questo periodo, a partire ad esempio dalla ricostruzione dei serrari di Sottoguda, proprio per non dimenticare anche quello che è successo in ottobre in un momento di festa. Sapete, insomma, le Dolomiti sono state interessate in maniera molto democratica, molto trasversale, al di là dei confini amministrativi, dagli effetti devastanti della tempesta che viene comunemente oggi chiamata Vaia e che ha devastato appunto milioni di metri cubi di bosco, ma non solo. E proprio questo è stata un'idea del Presidente, quella di riflettere insieme ai colleghi degli altri territori sull'importanza di individuare un progetto comune su cui non solo concentrare gli sforzi, ma anche dare attuazione concreta a quel principio di collaborazione, di gestione a rete che è alla base di qualsiasi attività di gestione del patrimonio mondiale Dolomiti. Quindi il serrario di Sottoguda, la raccolta fondi, ma anche l'idea di fare con la progettazione dei nuovi serrai una buona pratica per l'adattamento al cambiamento climatico, ma ancora coinvolgimento appunto dei ragazzi con l'alpinismo giovanile, dei club alpini di tutte le Dolomiti, quindi del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, del Trentino, dell'Alto Adige, e una cinquantina di ragazzi partiranno proprio da Cortina il 26 giugno per trascorrere una settimana nel sistema 1 del patrimonio, quindi sotto il Monte Pelmo, mettendo a posto, facendo manutenzione a quei sentieri anche distrutti dalla tempesta Vaia, non solo prendendosi cura del proprio territorio, ma anche creando una collaborazione che spesso è molto labile, no? Nei primi anni d'età, trasversale con gli altri territori. I ragazzi hanno poche occasioni di incontrarsi fra regioni, quindi questo è sicuramente un valore aggiunto. E poi ancora gli sportivi della Lava Ridotta Trail che inaugureranno, e anche un momento simbolico molto forte con alcune bande musicali, proprio anche richiamando la tradizione dei territori, che suoneranno non singolarmente, ma sempre e solo insieme. Quindi immaginate bande provenienti dai 4 territori che suonano insieme in un unico gruppo, un unico pezzo dedicato anche alle Dolomiti Patrimonio Mondiale, ognuno con la propria divisa tradizionale, però con la capacità di suonare quello strumento che tutti noi abbiamo già in mano insieme agli altri. E questo è il senso poi della gestione del patrimonio mondiale, quella di condividere una partitura unitaria e suonare quello strumento che ognuno di noi ha già in mano nel fare il rifugista, nel fare l'albergatore, l'amministratore pubblico o il semplice cittadino, in maniera armonica con gli altri territori, nella consapevolezza che quel 26 giugno del 2009 qualcosa è cambiato e che siamo cittadini di una comunità dolomitica, responsabili anche nei confronti, ancora di più, anche nei confronti degli altri, delle future generazioni. Quindi poi ovviamente se avete occasione di
voler approfondire, oltre ai materiali in cartella stampa, il portale delle Dolomiti UNESCO, dolomitiunesco.info, permette di approfondire anche tutti gli altri 150 ormai eventi che fanno parte di questa rete. Quindi grazie ancora di cuore, insomma, per questa grande opportunità. Qui Parlamento.
incredibile, io sono rimasto a bocca aperta. Infatti arancia meccanica ho detto io. E io quando dici, scusa, dici devi fare la fotografia di uno che fa una violenza, questa è la foto. Il lato oscuro. E la luce. E rieccoci con la nostra diretta 17:32. Entriamo ora nel vivo di un'altra storia che è passata un po' inosservata, devo dire, rispetto a tutte le polemiche che si susseguono, perché un paio di giorni fa si è votato. Come non lo sapete? Si è votato di nuovo in Sardegna per le elezioni amministrative e anche lì è successo davvero una onda di centrodestra a guida Lega, a locomotiva Lega, che non si era mai vista prima. La commentiamo con un amico di Radio Padania che da questi microfoni ha parlato per tanto tempo, ma che oggi è il coordinatore della Lega Sardegna, Eugenio Zoffili. Ciao Eugenio! Ciao Marco, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Allora Eugenio, ormai sei più sardo che lombardo. Un saluto alla regia. Esatto, un saluto a Giulio Carnelli, che adesso si è già messo sulla hamaca per dirti che qui è tutto come l'hai lasciato, quando vuoi siamo qua ad aspettarti. Allora, entriamo nel merito di queste elezioni amministrative. Il grande successo del centrodestra ad Alghero. Un successo che è in bilico, ma che comunque è stata una grande affermazione sicuramente a Cagliari, dico così per scaramanzia, visto che c'è in ballo un riconteggio. Il primo sindaco della Lega in Sardegna. Insomma, Eugenio, che cosa ci ha insegnato questo primo turno sardo? Bella domanda, che cosa ci ha insegnato? Ci ha insegnato che per ottenere i risultati si va in giro in cravatta, ma qualche volta, anzi, bisogna, faccio una metafora, toglierla, uscire dal palazzo, starci il tempo necessario e andare in giro, andare tra la gente. Abbiamo usato questo slogan, che è più di uno slogan, andare ovunque, stare in mezzo alle persone di ogni estrazione sociale, di ogni occupazione lavorativa, eccetera, e parlare con le persone, ascoltare e parlare, non limitarsi anche nell'attività di un movimento politico a fare l'incontro pubblico, il comizio, ma come fa Salvini, che va in una piazza, parla e poi scende dal palco, anzi arriva tra la gente, sale, parla, poi scende dal palco, va in mezzo alle persone ed ogni persona dedica del tempo per una foto, per un abbraccio, per un saluto, un momento di ascolto, riceve magari anche dei messaggi, delle lettere e si sta lì. E noi che facciamo? I deputati, facciamo i responsabili regionali della Lega qua nella regione, in Lombardia, in Sardegna, eccetera, cercando di imitare comunque il nostro segretario, che è inimitabile per questo, cercando di fare del nostro meglio per stare appunto in mezzo alle persone e andare là dove i nostri cittadini sono stati abbandonati. Il caso Sardegna è emblematico perché io è qualche anno, 3 anni ormai che la giro e la rigiro, che faccio attività politica lì, e siamo stati in posti dove ho parlato con cittadini sardi che sono stati proprio abbandonati dalla politica, abbandonati dalle persone da cui sono state elette. Io ho questa immagine, forse te l'avevo anche già raccontata, degli anziani di Orgosolo che mi hanno detto, Orgosolo in Barbagia, che mi hanno detto, e qua sono venuti a chiederci il voto e poi non si è più visto nessuno, si sono chiusi a Roma, si sono chiusi a Cagliari. E ho risposto, la Lega c'è. E poi sono tornate, mi hanno visto tornare, poi sono tornato un'altra volta e ci tornerò ancora presto. E ci siamo tornati, però abbiamo ascoltato, abbiamo portato noi competenti, penso anche a Roma già da 2 o 3 anni fa, che ne so, i problemi della peste suina, così come altri problemi che magari chi guarda il continente dice ma la peste suina sono problemi che riguardano che toccano in modo profondo la tradizione, l'economia, il lavoro di quelle terre, così come ci siamo e ci stiamo occupando adesso anche in regione della continuità territoriale, degli aerei, dei trasporti, delle strade, del turismo, di tutte quelle situazioni che sono un po' lì, incancrenite nell'ambito di una regione che è il top, perché la Sardegna
per l'Italia è un fiore all'occhiello. Penso all'immagine quando entri anche in un'agenzia turistica e vedi i cataloghi del Mar dei Caraibi, poi di fianco vedi un altro catalogo con lo stesso mare, però è in Sardegna, dici, sì. cazzo, ma cavolo, non è la sì, la Polinesi, Cuba, esatto. è Sardegna, è la Sardegna, ce l'abbiamo qua a neanche un'ora di volo, 3 aeroporti che funzionano, che potrebbero funzionare meglio, su cui stiamo lavorando. E quindi, tornando alla domanda, questa formula di stare in mezzo alla gente, di ascoltare ma non di pigliare in giro le persone, di andare insieme a una montagna, in un porto o su una strada dissestata o sull'isola della Maddalena ad ascoltare delle giovani mamme e dei giovani papà che mi dicono: noi vogliamo che possano nascere qua i nostri bimbi e non su un elicottero, sì, o che portino via mia moglie in ambulanza e poi magari io arrivo tardi e non vedo nascere mio figlio. Questa è la realtà, e penso no? che per chi ha un bambino, io non ce l'ho, sia il momento più bello per un genitore. E allora noi andiamo lì, ascoltiamo queste persone, e per adesso abbiamo anche l'assessore alla sanità in Sardegna che è già andato sul posto, ok? E che si sta occupando di cercare di dare delle risposte chiare, di dar di nuovo, restituendo il punto nascita, la possibilità di poter far nascere i bambini, no? Quindi questo ci ha portato a affrontare le elezioni politiche, portare a Roma un deputato e un senatore, e affrontare le elezioni europee e di attestarsi come le regionali, di attestarsi con come si dice, al vertice dei gradimenti per quanto riguarda la Lega nelle percentuali, di avere un presidente di regione, di avere 3 assessori regionali della Lega, un presidente del consiglio regionale della Lega, 8 consiglieri regionali, per poi arrivare alle europee, essere il primo partito dell'isola, perché per le regionali per un soffio è stato il PD, e arrivare adesso a questo primo turno d'amministrative, perché il primo turno l'abbiamo avuto domenica, e al primo turno vincere con questa coalizione fatta da forze di, tra virgolette, centrodestra e civiche, al primo turno vincere il capoluogo, sì, vincere ad Alghero. Tu lo dai per vinta proprio, a Sassari no, Cagliari? ma a Sassari siamo la prima forza della coalizione. Ecco, ma tu Cagliari la dai quindi per vinta, Eugenio? Io certo, in questo momento io la do, adesso non ti dirò, oggi ho avuto talmente tanto da fare che infatti me ne sono occupato, sì. Stamattina ho letto un po' il giornale così velocemente, però chiaramente, dato che anche c'è la coalizione, la Lega è tutto, c'è chi di competenza, i nostri tecnici, legali, eccetera, che lo sta monitorando, la sta seguendo. Io non sono particolarmente preoccupato. Vabbè, l'affermazione politica del centrodestra c'è e c'è tutta. Bisogna capire se per me il sindaco di Cagliari è Paolo Truzzo, e la Lega e i suoi consiglieri, avrà anche la sua rappresentanza in giunta. Poi tu conosci bene anche la situazione in Cagliari. Io ieri sto dedicando la vittoria proprio di Cagliari a una bimba che non c'è più, che di 20 mesi purtroppo è stata uccisa, una bimba rom, si chiama Speranza, è stata uccisa dai genitori che sono in galera, ho letto impiccato, quindi adesso ovviamente ci sono tutti i processi, eccetera, e stava proprio in un campo, in una roulotte vicino a una frazione di Cagliari. Io l'ho dedicata a lei, perché per lei, insomma, noi ci siamo fermati nel letto cosa è successo. Stiamo facendo delle azioni in Parlamento, ma non solo per lei, ma per tutti i bimbi rom che vivono in questi campi mal vestiti, non vengono mandati a scuola, vengono sfruttati, vengono mandati a raccogliere i soldi con i genitori per intenerire le persone che incrociano. Noi li vogliamo salvare da scuole di ladri, perché poi purtroppo la maggior parte di queste persone poi ce le ritroviamo, magari sono della provincia di Como, ce le ritroviamo nelle nostre case a mezzogiorno, che
invece del postino, diciamo, troviamo del venditore di surgelati, troviamo il rom che ti entra in casa per rubare, no? Quindi l'ho dedicata a lei, perché proprio sulle amministrative ci piacerebbe molto come Lega occuparci di sicurezza in Comune Cagliari, e avere il nostro assessore alla sicurezza, quindi emetterla finalmente. Sicurezza a Cagliari è bellissima, col porto e tutto, in base ci sono pieno di extracomunitari abusivi che si dilettano nell'arte del parcheggio abusivo, nella altre specialità olimpiche, diciamo. In altre attività olimpiche, esatto, bravo. Eugenio, io ti rubo però 10 minuti per parlare di un laboratorio politico che è diventata la Lega Sardegna, perché è interessante vedere come il risultato delle europee, quello dove diciamo la parte del leone la fa il simbolo leader nazionale, la Lega ha egemonizzato 27%. Alle regionali la Lega si è declinata con una coalizione con il partito Sardo d'Azione, che è la culla dell'autonomismo nella penisola italiana, e quindi si erano divise un 20%, 11 Lega, 9 partito Sardo d'Azione. Ora invece la penetrazione nelle amministrative è chiaro che è quella più difficile, però c'è già un primo fiore, perché c'è già una vittoria. Sì, scusami, è andata via un attimo la linea, Marco. No, dicevo che la parte più difficile poi è quella di trovare persone che facciano il sindaco. È difficile in Lombardia, figuriamoci in Sardegna. Però abbiamo già il primo sindaco della Lega. Sì, assolutamente. Infatti la notizia poi che è rimbalzata dall'isola al continente, dal continente all'isola, e nella notte, anche nella giornata di ieri e oggi, ha fatto un po' il giro di tutte le testate, anche non solo appunto in Sardegna, ma anche a livello nazionale, in un piccolo paesino dove, tornando anche prima, ci siamo stati un sacco di volte anche personalmente, il Loraina, il Gociano, provincia di Sassari, e lì abbiamo il primo sindaco della Lega che si è presentato con questa lista, proprio anche nella denominazione ha rimarcato il progetto di battersi e di fare qualcosa di utile contro lo spopolamento del suo paese, perché negli anni 50 c'erano 2.000 abitanti, adesso, correggimi, dovrebbero essere intorno ai 900. 800 elettori, poco di più. Esatto, 850, adesso quei numeri con le percentuali. Sì, erano lì. Non ero bravo in matematica. No, neanch'io, quindi andiamo male, però erano 800 elettori, esatto. Mi pare. Esatto. Cosa succede? Viene eletto lì la Lega al suo primo sindaco, che fa il meccanico e l'agricoltore, quindi rappresentativo del suo paese, un paese che si è spopolato in modo impressionante. Ho visto proprio queste case queste case con le porte chiuse, le finestre chiuse, con dentro nessuno, qualche signora li sportano magari ancora, qualche signora mette ancora quegli abiti tradizionali sardi, scuri. È un paese un po' diventato un po' fantasma, e da lì partiremo anche con un progetto che può interessare, riguardare, toccare tutti quei paesi della Sardegna, ma non solo la Sardegna, anche dell'Italia, che si sono spopolati, dove le persone sono andate a vivere dall'altra parte, sono stati abbandonati, per cercare di ripopolarli e di magari far tornare, nel caso della Sardegna, quei ragazzi, quelle persone che a un certo punto hanno detto: qua, questa terra, siamo abbandonati, non abbiamo più opportunità, andiamo altrove, andiamo in continente, andiamo in Europa, eccetera, e poi da lì non sono più tornati. Quindi, senza precludere, perché poi io mi considero ancora giovane, a me piace tantissimo viaggiare, avere esperienze in giro per il mondo. Io credo anzi che avere esperienze fuori dal proprio ambito di residenza sia utile e costruttivo per un ragazzo. Però, e non condanno chi lavora all'estero, anzi, ma se poi si riesce a riportare in patria l'eccellenza, la persona che ha imparato qualcosa di più anche in altri ambiti, che ha avuto modo anche di avere delle visioni un po' più aperte, può solo far bene, in questo caso la Sardegna, ma anche
a tutto il nostro paese. Sei d'accordo? Assolutamente, Eugenio, questa è emblematica come in un paese piccolo che ha il problema dello spopolamento sia stato il primo dove ha attecchito un sindaco leghista. Come l'hai conosciuto il candidato sindaco, poi diventato sindaco? Infatti, ti stavo raccontando l'aneddoto, perché lui è il nostro, esatto, è divertente. Lui è il nostro coordinatore di quel paese, della zona, proprio della Lega. Sì. Tra l'altro è una persona molto simpatica, piacevole, una persona vera, pane vino al vino, e mirto al mirto. E posso raccontarti che la prima volta magari l'ho visto in ambiti di incontri pubblici fatti in altri centri più grandi lì vicino. Quando sono stato la prima volta in Lorai, e gliel'ho detto con un preavviso proprio scarso, diciamo, gliel'ho detto all'ultimo perché ero di passaggio, e lui in 448 mi ha portato nel barettino del paese, orario aperitivo, diciamo, orario 11:30, mezzogiorno, e io mi sono seduto all'esterno del bar, e c'era un po' di persone intorno, eccetera. Abbiamo iniziato a parlare io e lui, c'era anche il Dario Zagoni, il nostro gruppo in regione, ha iniziato a parlare noi tre, poi è arrivata la quarta persona che ha chiamato all'ultimo, è arrivata la quinta, e alla fine è andata a finire che abbiamo ordinato qualche bottiglia di birra Ecnusa, e è andata a finire che nel giro di un'ora eravamo in una ventina di persone. Mezzo paese è Lorai, vuol dire... Esatto, a parlare dei problemi degli agricoltori, del latte, di Lorai, a parlare della Lega, a parlare di cosa fa Matteo Salvini, e abbiamo fatto questa incontro un po' improvvisato in un bar, che poi ha portato a tutto quello che è successo, ad avere il sindaco di Lorai che viene citato da Sky, dal Com24, da Radio Padania, dalla Rai. Cioè, capisci, è una cosa... Certo, però ecco, il 27... questo sindaco, la rivincita, io lo vedo come... Perché adesso il Lorai, ieri sera sono andato in consiglio con Ala Erba, il collega di Forza Italia, mi hanno detto, ma ride il Lorai, ho sentito il Lorai, è un po' sulla bocca di tutti, mi immagino il Lorai che adesso... Vorrei tornare in quel bar, magari ci torniamo insieme al bar. Assolutamente, facciamo una diretta. A parlare con loro. Ma mi rappresenta un po' anche la rivincita di tutti quei paesini che non sono mai stati considerati dal Palazzo di Roma, capisci? Paesini, il paesino piccolo allora è sfigato, no? Fa più figo andare, che ne so, a parlare cioè interfacciarsi con un centro più importante. Ma l'Italia, la Sardegna, il nostro paese è fatto di tanti municipi, è fatto di tante chiese, di tanti bar, di tante piazze, dalle più piccole alle più grandi. Cioè il 27% delle europee passa da Lorai, per capirci. Bravo. E il 34% in Italia passa da tutti i piccoli Lorai che ci sono in Valchiavenna, in Umbria. Bravo, assolutamente. Paese dimenticato da Dio e dagli uomini è Santo Cielo. E adesso lo vedo un po' come una rivincita per tutti quei paesini che dicono siamo anche noi a Lorai, cioè è questo. Quindi è la nostra filosofia e il nostro modo di agire. Però non ci fermiamo, perché poi, la gente anche lì sta capendo che non serve qua che entra nel paese come nel tempo del Far West il venditore di pentole, poi non lo vedi più, che ti dà la pozione, quella miracolosa, e poi sparisce, presente, no? Certo. Perché abbiamo votato l'altro ieri e oggi mi sto occupando della questione dell'Algeria, perché c'è ancora qualche barchino che arriva dall'Algeria sulle coste del Sulcis, e sto preparando una segnalazione per il ministro dell'interno su questa situazione, dove peraltro Matteo gli mandi un messaggino e gli dici: ho letto sul giornale, stanno arrivando i barchini dall'Algeria. Lui ti risponde: lo so già, ovviamente, sono sul pezzo e sto facendo XYZ. Quindi anche lì è impressionante che il tempo di reazione del nostro ministro, di Matteo Salvini, che è assolutamente proprio H24 da sala operativa, appena
preso l'aereo prima con Gianmarco Centinaio e abbiamo parlato dell'invasione di cavallette. Di cavallette dal Marocco, peraltro, quindi restiamo in bravo, tema. Sei preparato. Esatto. No, invasione di cavallette dal Marocco, quindi ho preparato un testo, interrogazione, una segnalazione anche lui, ne abbiamo parlato in aereo, insomma. Ecco, noi scherziamo quando diciamo le elezioni saranno domenica, però noi andiamo avanti, continuiamo ad andare avanti. Però vedi anche questa cosa, no? Che io immagino chi ci ascolta da Parabiago magari ha sorriso perché abbiamo parlato di cavallette dal Marocco, però ecco, se invece tu hai un appezzamento di terreno e le cavallette ti distruggono il raccolto, non scherzi, cioè è un problema da risolvere, altro che lo spread. Certo, assolutamente, basta guardare. Se andate sulla mia pagina Facebook ho pubblicato il video di un servizio di un'agenzia di stampa su cosa stanno facendo, cioè le vedete proprio insomma, in video questa invasione, no? Proprio biblica. Biblici, quindi anche ci occupiamo anche di quello. E quindi per noi fa figo occuparci anche di Loraio, assolutamente, questo è il punto. E vedi in altri politici magari si illustrano di più a occuparsi di concetti esclusivamente più alti. Vabbè, lì è stato l'errore del piccolo PD, che è il più grande al più... Com'è? L'errore del PD è stato quello, dimenticarsi di tutti i posti e chiudersi dove faceva figo, insomma, è il rischio che poi si corre adesso come Lega, immagino. Sì, assolutamente, però quello che stiamo facendo anche con i colleghi deputati che siedono qua alla Camera, siamo in 125 qua, quando si finisce l'aula, trolley, si parte, veloce in aeroporto e poi ci si smista sui propri territori di competenza, dove siamo incarichi, si trotta, e la domenica è un lunedì per noi, quindi... E quindi insomma si continua conosce, così. Magari può avere qualche invito ad andare a vedere sui nostri profili anche Facebook, perché noi anche sui social documentiamo quello che facciamo. Questa poi è la differenza, magari certi dicono social si diventa, noi documentiamo poi quello che facciamo e ci sono dei segni tangibili dell'impegno che ogni giorno però si può sempre migliorare, ogni giorno si impara. Ho visto un sondaggio oggi dove la Lega è al 37, no, adesso è al 47. Non è vero. Stavo rispondendo. Hai avuto un momento, esatto, è la Madonna. Stavo rispondendo come Renato Pozzetto. Vabbè, senti, quindi si può sempre migliorare, possiamo dire che questa è un po' bello, assolutamente sì, umili con i piedi per terra. Va bene, grazie mille. Tra la gente è la formula vincente. Tra la gente, infatti te l'ha rubata anche Zingaretti, ma di questo parliamo un'altra volta. Grazie Eugenio. In Sardegna, mi sto dire. Ciao bello, grazie. Ciao. Saluto a tutti. Ciao. Noi andiamo a chiudere, non siamo riusciti a farvi sentire Salvini, ma ve lo faremo sentire, lo incastrerai dopo? Dopo le 7. No? Dopo le 7 ve lo facciamo sentire, ma adesso c'è tutto un blob dopo di me, no? No, dopo di te parte una nuova trasmissione, tutti a scuola con il Centemero. Vero. Balagan, 18:30. Balagan. E poi Salvini, ieri da Villa Firenze negli Stati Uniti e oggi con Fartigianato. Allora vedete che state freschi.